Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, speciale coronavirus. Questa mattina è salito a 4 il conto delle persone decedute in Italia e risultate positive al coronavirus. Si tratta di un 84enne di Bergamo che aveva anche altre patologie. Oltre ai primi 2 casi noti in Lombardia e in Veneto, la terza vittima era deceduta ieri a Crema. Si trattava di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus. Questo ha fatto sapere l'assessore lombardo Giulio Gallera. E in Veneto ai 25 contati ieri si sono aggiunti altri 2 casi di coronavirus, lo riferisce la regione del Veneto. Si tratta di una persona anziana nel centro storico di Venezia che era già stata ricoverata all'ospedale civile ed è stata poi trovata positiva al virus, e poi una persona nel Padovano. Si tratta di persone appartenenti agli stessi cluster già noti nel veneziano e nel padovano. Rigide misure per il contenimento del virus sono state applicate in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. L'ordinanza per il Veneto, firmata ieri dal ministro Speranza e dal presidente Zaia, ordina la sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia al chiuso sia all'aperto, anche di natura culturale, ludico-sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni. Era già nota la chiusura delle scuole e delle università fino a fine mese, stop anche ai musei e prescritta la disinfezione giornaliera di treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale. C'è fermento anche nel mondo sportivo. Dopo lo stop a tutti i campionati in Lombardia e Veneto, il presidente del CONI Giovanni Malagò, interrogato sulle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato che per ora il programma non cambia. Da chiarire invece la situazione per i mondiali di biathlon in programma il prossimo mese a Cortina. Ricordiamo infine il numero verde della regione Veneto, 846 23 40, per informazioni sul coronavirus. I tecnici della regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con i soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che, in base alle notizie riferite, fornirà tutte le informazioni ed eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della regione, 846 23 40. E con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.